Buongiorno Lorenzo. Professor Maggi. Siamo sempre a Rovigo? Sempre qua. Sempre a Rovigo, Sai che quando sì. sono entrato, sono arrivato un po' prima di te e la signora mi ha detto prenda pure posizione nel vostro salotto. Ormai siamo qua. La signora è stata gentilissima, Sì, quindi ormai ci hanno individuato e d'altronde guardando il video si capisce Che siamo qua all'Aliper di di Rovigo. Rovigo. Eh, Grande parcheggio, Primo, e grande disponibilità anche dei grande gestori, disponibilità dei gestori del che bar, non hanno mai parlato. e poi Buone patatine. la semplicità, la facilità di accesso che è contemporaneamente, dove sei contemporaneamente isolato e in mezzo alla gente. Esatto, e a noi fa piacere perché A siamo, noi fa piacere. siamo anche un po' vanitosi, sai. Buongiorno. Tutti quelli che passano di qui Ci salutano. salutano. Saluto più che altro te che tu sei molto No, ma anche lei, no, professor un po' meno, Maggi. un po' meno. Il professor Maggi non si valorizza come invece dovrebbe, vabbè. perché è un SF. Super figo. Il professor Maggi è un super Sai di figo. cosa ti volevo parlare? Dimmi. Io in questo periodo ho avuto, ho una mamma molto anziana e ha avuto problemi di salute, eccetera. Un po' ho tastato e testato la nostra sanità, Oh mamma mia. che da una parte viene garantito a tutti Sì. la sicurezza È e universalistica. su questo va bene. Con la riserva però che chi ha più di 90 anni è un po' meno tutelato. Lo dico forse per la mia esperienza Tu hai personale. avuto questa impressione? Sì, e poi dopo, sai, quando hai un anziano in casa che molto spesso o è allettato oppure non riesce a essere autosufficiente, bisogna rivolgersi o a una badante se hai la fortuna che basta una badante oppure andare in un RSA. E lì cominciano i problemi, perché un posto in RSA costa dai 2.400 ai 3.000 euro e trovare il posto. È il grande problema della nostra provincia che ha cominciato ad essere affrontato anche, ho visto, da assessori comunali, da consigli comunali, vista la dimensione generazionale della nostra provincia, È un problema che bisogna risolvere. amico mio, è un problema che non so se lo riusciremo, però bisogna affrontarlo. Sì, Con la mentalità libera e aperta, anche perché ogni comune e noi siamo la provincia, più anziana, diciamo, meno giovane, che ha le fasce generazionali più alte. perché ogni comune ormai ha una RSA bella, importante. Io ne ho visitate alcune per lavoro e devo dire che sono tutte eccellenti. E poi anche il feedback, la gente che come li giudica, sono tutti contenti. C'ha questo handicap che costa troppo e quindi implica che le famiglie devono fare un grosso sacrificio, vale sempre la solita regola che 2 genitori danno da mangiare a 20 figli e 20 figli non sono in danno da grado mangiare. di integrare i genitori. Quello lì è un grande problema sul quale ovviamente nessuno lo dice o pochissimi lo dicono, ma c'è una delega implicita a pensare che la regione possa pensare a tutto. Sì, è Prova vero. a pensare. Prova a pensare. No. Cioè, questo è il vulnus un po' ipocrita di cui tutti parlano, ma nessuno lo affronta, ma in realtà si pensa che il provvedimento finale debba essere È chiaro che i comuni, noi abbiamo comuni di 800 abitanti, ti pare un comune di 800 abitanti possa integrare le rette? No, assolutamente. Non esiste. E se non lo fai, bisogna affrontarlo. Bisogna affrontarlo. E secondo te? Ma secondo me anche con numeri, cioè bisogna Sì, è vero. andare su dei numeri, perché così è Adesso c'è disperdente. il nuovo assessore alla salute, che tra l'altro è un professionista importante in regione. Sì, però è l'assessore alla sanità, non è l'assessore ai servizi sociali, perché questa volta hanno separato le due deleghe. Non è più assessore alla sanità e ai servizi sociali, ma è assessore alla sanità, quindi tutto ciò che riguarda la sanità, separato dal sociale. E su questo bisognerà discutere. Allora, ne parliamo parliamo. con uno sprizzetto, spiegando perché. Sì, magari chiamiamo qualcuno che ne sappia più di me, perlomeno. Sì, chiameremo un direttore generale di un ULS o un capo dipartimento che sia in grado di spiegare in
poche parole e accenni significativi e chiari cosa ci aspetta Sì, primo. nel futuro della sanità polesana. E come ti ripeto, la mia impressione è che un over 90, una persona che ha più di 90 anni, non viene trattato nella stessa maniera di un... giustamente dicono, però... Però questo è spiacevole soprattutto per quello che ha 90 anni. 90 anni. E noi vedendo avvicinare questa età... Ai noi, è vero, cominciamo a molto preoccuparci. lontane. Cerchiamo di fare degli sprizzetti sul settore. Cerchiamo di fare faremo degli sprizzetti sul settore. Non per far contenti di voi, ma soprattutto per far contenti noi. Soprattutto per capire noi. E chiudiamo questa importante parentesi su cui noi sorridiamo, ma l'argomento è molto serio, annunciandovi una canzone di Fabrizio De André, che ha al proprio interno delle strofe che dicono, rivolgendosi alla morte, uno dei due dice: la vediamo arrivare da lontano, ma speriamo che arrivi ancora più lontano. Speriamo che arrivi ancora più lontano. Professor Maggi, con questa nota di malinconia, che ci ha rattristatissimi. Tanti auguri, buone feste. Tanti auguri a tutti voi.